La fitodepurazione per una città che non ha il sistema fognario come Treviso è delegata soltanto alle erbe acquatiche. Treviso scarica le fogne in acqua, che in parte viene depurata dalle erbe. Poi arriva la barca di Contarina che strappa via tutto. Ecco perché i pescatori del Sile sono contrari a quello che definiscono lo sfalcio selvaggio. Basta guardare il fiume adesso, dove sono appena passati con la barca, e si vede un fiume morto, piatto, non ci sono più le erbe. Naturalmente non vive la fauna bentonica e non vivono neanche i pesci, ma pazienza a questo, chi fa la depurazione? L'ultimo episodio questa mattina, filmato dal presidente dell'associazione, stupito di come, nonostante tavoli di confronto e accordi stabiliti con comune e provincia, alla fine si intervenga con tempi e soprattutto attrezzature che estirpano la flora acquatica anziché falciarla. Sotto accusa questa imbarcazione. Certo fanno pensare queste chiazze bianche sul fondo dei canali, sia per le conseguenze in loco che per la quantità di erbe che la corrente porterà inesorabilmente ad arenarsi alla centrale di Silea e successivamente al porticciolo di Casier. Sfalci che tra l'altro sarebbero programmati fino a dicembre, ben sapendo che le erbe spariscono naturalmente con l'inverno. E fa pensare che a denunciare il fatto siano i pescatori, che tutto sommato dovrebbero essere invece contenti dell'intervento drastico di Contarina. Le erbe alla pesca non servono a nulla, si pesca meglio senza le erbe, ovviamente, però non c'è nutrizione. Faccio presente che noi qui abbiamo speso l'anno scorso 20.000 euro per immettere avannotti di marmorata e di temolo, che sono pesci protetti, non sono neanche pescabili. Che ora si sposteranno a valle in cerca di cibo perché qualcuno è intervenuto senza tenere conto dell'intero ecosistema, causando un danno a pescatori e soprattutto città. Per questo l'associazione è pronta anche ad azioni importanti. Fauna protetta, non si possono pescare, ma non si possono neanche danneggiare. Se andiamo in Procura della Repubblica cosa succede?